Dopo intoppi, dopo le tante polemiche di cui ci siamo ampiamente occupati nei mesi scorsi nei nostri telegiornali, inaugurata la rotatoria al confine tra Tezze e Cittadella, in un punto nero della viabilità lungo la statale 47 Valsugana, teatro in più occasioni di incidenti stradali con esito anche mortale. Una soluzione attesa da anni, spiega il sindaco di Tezze Valerio Lago. Abbiamo avuto dei problemini, però li abbiamo risolti pian piano. Non è stato facile perché si veniva costantemente punzecchiato la popolazione e anche le famiglie limitrofe per inventare di contenziosi con l'amministrazione. Invece siamo arrivati a questo importante opera che si aspettava non da 3 anni, ma bensì dal 2009, quando purtroppo è morta la ragazza Salvaneschi, una giovane donna che ho avuto anche il piacere di conoscere. 450.000 euro il costo dell'intervento, 80.000 dei quali finanziati dalla Regione Veneto e il raggiungimento dell'obiettivo sicurezza. Lei ha detto una rotonda dei cittadini, è un lavoro, un'infrastruttura per i cittadini. Beh, sicuramente il primo e unico obiettivo era quello di mettere in sicurezza i cittadini. Non è sicuramente una rotonda per i camion, per le auto capiamo che ci possono essere dei rallentamenti, perché le rotonde provocano rallentamenti, ma i rallentamenti mettono in sicurezza chi ci passa, chi ci vive, e questa è la cosa fondamentale. Troppi morti ha visto questa zona, era il momento di porre un termine e penso ci siamo riusciti definitivamente.